Prenotare una visita o pagare il ticket da oggi in provincia di Agrigento sarà più facile grazie ad una convenzione tra le farmacie e l'ASP. Sarà possibile anche ritirare i referti direttamente nella farmacia sotto casa. Le nuove disposizioni sono contenute in un decreto della Regione siciliana con il quale vengono coinvolte proprio le farmacie del territorio provinciale per i servizi che hanno valenza sociosanitaria. Presidente Miceli, da oggi le farmacie diventano punto di riferimento per gli assistiti per pagare il ticket o prenotare una visita. In provincia di Agrigento quante sono le farmacie che aderiscono alla convenzione con l'ASP? Allora, le farmacie che aderiscono sono tutte praticamente quelle che esistono in provincia di Agrigento, sono 132. Subentriamo noi con la legge 69 del 2009 che è proprio quella della farmacia dei servizi, quindi siamo oggi finalmente nelle condizioni di dare un servizio in più, oltre a quelli che già diamo come la DPC e altri servizi, tipo la diagnostica di prima istanza e tutte queste cose che sicuramente la gente conosce. Adesso siamo anche nelle condizioni di dare la possibilità agli assistiti di poter prenotare la loro visita ambulatoriale, specialistica, presso la farmacia sotto casa e contemporaneamente di pagare il ticket senza lunghe liste di attesa, senza stress. Le farmacie si fanno carico di questo con un importo di spesa per l'assistito veramente minimo, sono 3,50 € per la prenotazione, e quindi diamo la possibilità alla gente di poter risparmiare, anche perché lei mi insegna che prendere la macchina comporta ulteriori spese, nonché perdita di tempo. Invece in questo modo diamo la possibilità alle persone sotto la farmacia di casa di avere un servizio nel migliore dei modi. Finalmente un servizio utile allora. Sì, finalmente un servizio utile per la comunità, per tutta la provincia di Agrigento, che ripeto si aggiunge a già i servizi utili che noi diamo. Noi cerchiamo in questo momento di offrire più servizi possibili, specialmente nei centri, nei piccoli centri, laddove l'assistito si deve spostare necessariamente verso il capoluogo e possibilmente fare, come dicevo, lunghe file di attesa, specialmente poi nei periodi particolari di caldo. Presidente, le volevo chiedere, c'è stato un corso di formazione per i farmacisti? Sì, c'è stato un corso di formazione che è stato coordinato dal dottore Drago, dal dottore Claudio Lombardo e dal dottore Burgio, che è il responsabile praticamente della piattaforma informatica della Dedalus, e anche la collaborazione della signora Rossella Maggio. Il corso si è svolto la settimana scorsa, a questo punto noi attendiamo le nostre credenziali per poter accedere alla piattaforma informatica e quindi iniziare il servizio.